Non credo che sia io che devo chiedere un documento di identità, cioè, spero non spetti a noi doverlo fare. Sì, però mi devono dare i mezzi per controllare, mi devono dare delle regole che siano precise. C'è solo confusione. Dobbiamo farlo per forza, non è che possiamo esimerci da questa responsabilità. A pochi giorni dall'obbligo di controllare il Green Pass, tra baristi e ristoratori regnano scontento e caos. A capire le modalità in cui dovranno intervenire per controllare il QR code ai clienti ad oggi sono in pochi. So che dovremo scaricarci un'applicazione che è il Verifica C19 e dovremo in teoria scansionare tutti i QR code dei Green Pass delle persone che desiderano entrare e consumare seduto al tavolo. Ora ti siedi fuori, ok, non occorre, se ti siedi dentro devo controllarti il Green Pass. Se sei al banco adesso non si capisce, perché sembrava all'inizio chi è al banco no, ma chi si siede sì. Ma di cosa stiamo parlando? Difficoltà nella gestione della verifica della certificazione verde che fa tremare i gestori ancor prima di iniziare, spaventati non solo dalla potenziale perdita di clientela, ma anche dal popolo eterogeneo di avventori, turisti che arrivano dall'estero. Abbiamo già scoperto la prima falla, perché ho un mio cliente che vive a metà fra l'America e l'Italia, vaccinato in America, quindi con QR code americano. Abbiamo provato a fare la scansione e il verifica C19 non lo riconosce, dice certificazione non valida, e quindi se non viene riconosciuta come si procede? Anche quella è una problematica. Non sarà facile cercare di controllare le persone straniere perché magari a volte non capiscono bene, a volte non ce l'hanno, quindi sarà un problema. Non solo, c'è anche chi già mette le mani avanti sulla possibile reticenza dei clienti. Doverle controllare e in qualche modo insistere, anche perché magari qualcuno è un po' reticente a mostrarcelo, non sarà semplice. Vai a invadere un po' la loro privacy e potresti anche venire aggredito verbalmente.